Cioè, avete visto? Quella maledetta viene e vuole cercare di spaccare su tutto e portarsi via la pallina intera. Vabbè, comunque, adesso torna, Sì, sì. Non ho caldo, semplicemente mi sono lavata. Adesso vado a vestirmi. Oggi c'è un tempo abbastanza bruttino, devo dire. Fatemi pensare cosa posso mettere. Io mi metterei una dolce vita ancora perché sinceramente io ho freddo. E adesso devo starnutire. Aiuto. Forse no. Ho dovuto mettere la Gentalin sotto le ascelle perché io continuo a soffrire di dermatite, non so come definirla. Mi viene col sudore, col mio sudore mi provoca tutto un prurito allucinante e ho dovuto mettere un po' di Gentalin perché era veramente una situazione drammatica. Io ho problemi col mio sudore, li ho sempre avuti, ma era da tantissimo che non avevo così e adesso è qualche mese, no, forse un mesetto, poco più di un mese, dai, che ho questo problema di nuovo ed è una disperazione. Ah, sì, io ho freddo. Ah, così sto molto meglio. Andiamo che devo fare la colazione. Dovrei cambiare anche lenzuola, vediamo se oggi faccio sto lavoro a qualche ora. Devo ancora pulire casa, anzi prima della colazione sistemo un attimo casa. Allora, qua ho messo ad andare un peperone, qui ho la salsiccia, dopo ci aggiungo anche la salsiccia e qua c'è un pepe che quando faccio da mangiare mi assiste e sta là sotto. Vedi? Cosa? Cosa? Hai sentito? La salsiccia? La salsiccia! Non posso darvi la salsiccia. No, fa male la salsiccia. No. 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 C'è da dire che ho anche mangiato 2 pezzi di peperone e alle 10:30 di mattina forse sono un po' pesanti i peperoni. Già sentire questo profumo di peperone in casa a quest'ora per me è strano. Però siccome mi ritrovo sempre all'ultimo a far da mangiare, una cosa già io non amo fare da mangiare. Poi mi ritrovo all'ultimo, ho detto no, oggi mi metto a fare presto, perché se no a fare qualcosa presto, se no veramente non vado più avanti. Pepe sbaccato per terra. Cosa stai facendo lì? La salsiccia? No, non gliela do la salsiccia. No, anche perché è scongelata. Forse fresca sì, ma da scongelata non mi fida. No, dobbiamo cuocerla prima. E poi la metto con i peperoni, sì che non la mangi più. E vabbè. No, Pepe, no. E vorrei preparare anche, come avrei voluto fare l'altro giorno, che poi non ho fatto, vorrei preparare dei tortini salati. Adesso vediamo cosa mi viene in mente. Ho ancora salsicce da far fuori, sì, ho ancora anche quelle. Ho diversa roba in congelatore, cioè ce n'è di roba da mangiare. Quindi in realtà basta solo aver voglia e mettere insieme le cose. Però io non ho tanta voglia. Ma siccome fuori è brutto tempo, non mi ispira neanche uscire, allora sto in casa e faccio queste robe qua. Alla fine di tutto ciò cosa ho fatto? Ho fatto questo tortino salato, che spero sia abbastanza salato, con erbette, salsiccia, tipo il Philadelphia, però un formaggio fresco spalmabile che però era vegetale, quello della Degusta Box, che comunque era in scadenza a maggio, quindi ho fatto quello. Qui ho cotto delle patate lesse, ne ho già mangiate una parte perché io ho fame a mezzogiorno, ma io ho già fame, quindi ho già mangiato una parte, poi mangerò un po' di quello e basta. E basta, ecco, questo è quello che ho fatto io. Vero Pepe? In questa oretta e mezza. E fuori? Com'è? Bah, non è male. Fatemi vedere. No, non è male. C'è qualcuno. Cosa sta facendo? Boh. Esci un po' anche tu, Kitty. Controlla, Kitty. Chi è? Guarda chi è.
Controlla, controlla. Pepe, basta. Non stai più fuori, Adesso vediamo cosa voglia di mangiare Franz, il tortino o il ma io mangerei però salsiccia e peperoni perché la sera è troppo pesante. Quindi io mangerei questo con il couscous, che devo ancora metterlo dentro, ma ho aspettato perché adesso riaccendo il gas, riscaldo e poi mischio tutto assieme. Questo qua in caso lo lasciamo per stasera o per domani eventualmente. Intanto è cotto, ma farei anche stasera io. Tanto è tutto cotto. Vero Pepe? Che bello! Bello? Certo. Tu volevi la salsiccia oggi, ma io non ti ho dato la salsiccia, no? Allora, io non vi ho raccontato niente, ma perché è stata una cosa molto improvvisa. È saltato fuori questo appuntamento e quindi ho deciso di accettare subito, se no sarei andata al 12 di maggio. Sono dal dentista, cioè ho già fatto una minima parte, nel senso che ho fatto l'igiene solo l'arcata inferiore intanto e poi la prossima farò quella superiore. Ho già fatto anche come si chiama, la panoramica e vediamo cosa ne uscirà, perché ci sono diversi problemi a questi denti, ma io lo sapevo e quindi niente. Franz è qua, credo di sì, è lui e niente, eccolo che mi aspetta, quindi vi saprò dire. Ehi, andiamo, vuoi che non ho papà da darti? Però vieni con me, dai. Ma che stanchezza, ho già fatto tante coccole a questo gatto prima, tantissime, e mi ha seguito fin davanti al negozio. E adesso dai che ti aspetto. Non ti ho comprato un po' di pappa però, perché sicuro hai casa. Vieni, con tutta la calma del mondo, con tutta la calma del mondo, vero? Con tutta la calma del mondo, signorina o signorino, non lo so, secondo me sei una femminusa. Dai che ci siamo fatti tante coccole prima. Io vado alla macchina, Allora, siamo tornati a casa, vi faccio vedere giusto Tigotà e Caddis, non abbiamo preso altro. Allora, Tigotà, intanto questo, il multiuso igienizzante zero aloni residui, che a me piace, mi piace anche il profumo. Siccome quello che abbiamo lì sta finendo, ho detto ne prendo un altro e ho ripreso questo qua. E poi questo per i bite nostri. Poi carta igienica, ho preso questa volta la Comprami Sempre. Poi De Franz ha preso deodorante, questo qui. Io invece ho preso questo, che mi piace. Quello che avevo era scaduto e non aveva più buon profumo assolutamente. Poi ho preso queste che ho visto lì, ma queste qua con fluoro, smalto bianco, io non le ho mai viste. Sono stata attirata dalla confezione argentata, sì, devo essere sincera, è stata quella ad attirarmi. Qua se vi interessano un po' i prezzi, 34,42 €, bene. Poi mi sono presa questo dentifricio Parodontax Gengivas per le gengive, soprattutto per gengive sensibilità, perché io ho sempre le gengive arrossate, ce le ho sempre avute così. E vediamo, intanto ho preso questo, poi ho preso questo perché me l'ha prescritto lì e lì in clinica me lo vendevano a 9 €, invece al Tigotà è costato 7,95 €. Mi sono presa questo struccante qua, che è quello che utilizzo io, l'acqua micellare lenitiva di Acqua alle Rose. Invece qui è il Caddis. Al Caddis non ci andavamo da tantissimissimo tempo, io non c'entravo da anni in quel Caddis. Allora anche qua scontrino, 43,54 €. Questi sono i prezzi. Candeggina, questa qua classica. I croccantini per bue, perché sicuramente è sterilizzato e sicuramente ha più di 10 anni o è lì insomma come età. Poi il Viacal, questo qua XXL da 800 ml, quindi secondo me aveva un buon prezzo. Poi non so, secondo me era buono. Ho preso queste che erano scontate, queste mi vanno sempre bene
igienizzanti con antibatterico da avere dietro, sono sempre comode. Poi, queste non sono mie, no, le ho prese a Francia, non è roba per noi. Questo, il Badedas, che mi piace un casino, ambra e frutti di bosco, infatti è buonissimo. Ho detto, guarda che roba, sono le bolle. Ok, poi si è comprato questo, ed è il nastro questo, materiale morbido, vabbè, sì, questo si è comprato. Si è preso i calzetti, questi erano a 7,99. Io mi sono comprata il filo interdentale, questo qui, che è quello con una parte più rigida, è fatto proprio così, ha una parte più rigida che serve per poterlo passare quando si ha lo splintaggio. Ecco, questo è il filo ideale, sia per quando si ha l'apparecchio metallico proprio, il classico, sia per poter poi pulire i denti una volta tolto e una volta che hanno messo lo splintaggio, perché non si può più passare il filo normale. Poi vabbè, questo l'ha preso Franz. Questo che cos'è? Il coso. E ultima cosa del Caddis, questo, insetticida ragni e ragnatele, perché ce ne sono tantissimi. E allora ho detto no, bisogna fare qualcosa, bisogna comprare un veleno specifico per i ragni, perché ce ne sono veramente troppi, ne entrano in casa di brutti. Ho detto no ragazzi, dovrò fare tutto il trattamento intorno alle finestre, tutte le fessure, ecco. Quindi questa è stata la spesa Caddis e Tigotà, e non abbiamo fatto altro di spesa.